qui per parlare di FOMET, quindi di nutrizione e principalmente nutrizione organica, quindi derivante da letami selezionati. L'azienda si trova in provincia di Verona, sapete, in Morubio, è attiva sul territorio da circa 50 anni, quindi dal 1973, e produciamo diversi tipi di fertilizzanti, quindi dai classici organici fino ai correttivi, organominerali e speciali liquidi. Questo è il nostro sito produttivo con una produzione di circa 100.000 metri quadri e produciamo 120.000 tonnellate all'anno di prodotti e ovviamente abbiamo diverse certificazioni. La grossa differenza tra noi e le altre aziende, diciamo, concorrenti, è quella di lavorare in maniera naturale, quindi con cumuli di letami che arrivano anche ad altezze di 16 metri per tutta la lunghezza del capannone, che vengono poi rivoltati con queste pale per permettere una fermentazione naturale, quindi biologica, senza l'utilizzo di stufe o di aria calda in insufflazione. Questo è il processo, diciamo, schematizzato a livello di temperatura. Nei primi mesi la temperatura sale attraverso la fermentazione in presenza di ossigeno, dove c'è una selezione microbica, quindi quindi vengono selezionati e uccisi tutti quei microrganismi negativi per il concime, quindi ad esempio salmonella, Escherichia coli, tutti quei microrganismi che possono dare problemi. Per legge il cumulo di letame deve arrivare a 72 gradi centigradi per circa una settimana per essere appunto sanitizzato, quindi depennato da tutti quei batteri dannosi. Alla fine di questo processo, quindi circa il terzo mese, si ha la fase di stabilizzazione e di nuovo selezione microbica, ma in questo caso in maniera positiva. Quindi quei microrganismi utili che rendono il prodotto vivo, che rendono il prodotto attivo anche microbiologicamente, si selezionano arrivando a una fase di stabilizzazione e a una fase molto importante, che è quella finale dell'umificazione, che ci permette di avere già un prodotto che inizia ad umificarsi, quindi un letame maturo, un letame pronto per essere utilizzato e biologicamente attivo, a differenza di chi usa appunto l'aria calda o insufflazioni che, scaldando il prodotto, ovviamente lo sanitizza ma lo uccide, quindi è un prodotto morto, diciamo così. Presentiamo con Arnaldo e i produttori sementi polesani principalmente 3 prodotti. Il primo è il Fertil PSP, quindi un ammendante organico misto, vegetale, con una matrice vegetale e una parte di matrice animale, di letami sia avicoli che bovini, quindi una matrice mista. È un fertilizzante ammendante, è un prodotto universale, quindi può essere utilizzato su tutte le culture. In prelatura viene distribuito sulle stoppie in maniera uniforme, e questo ci permette con un dosaggio di circa 500-800 kg per ettaro di preparare il terreno sulle stoppie, quindi dopo l'aratura, per preparare il terreno per avere un terreno vitale e organicamente pronto per la stagione successiva. Il secondo prodotto che presentiamo è un prodotto diciamo simile ma un po' più tecnico e anche interessante in questo periodo, che è l'Extra Fertil. Questo prodotto ha una matrice sempre di letami selezionati, nei quali, dopo il processo spiegato precedentemente, quindi la rivoltazione dei cumuli eccetera eccetera, vengono inoculati un pool di microrganismi, in questo caso batteri della rizosfera,
in particolare Bacillus amiroliquefacens e Bacillus humilus, che permettono la degradazione delle stoppie, quindi aiutano la degradazione delle stoppie rendendo biodisponibili quelli che sono i nutrienti contenuti nelle stoppie, e quindi ci permettono di aumentare la fertilizzazione e di andare a digerire velocemente e in maniera più efficiente le stoppie dell'anno precedente. È un prodotto molto interessante anche perché ci permette con 500 kg ettaro circa di avere una buona fertilizzazione sia dal punto di vista organico ma anche di recuperare, quindi si parla molto in questi ultimi anni di sostenibilità, di economia circolare. Questo ci permette di utilizzare le stoppie, quello che sarebbero diciamo gli scarti dell'anno precedente, come sostanza nutritiva per l'anno successivo, e quindi aiutarci ad apportare quanto meno possibile materiale esterno, quindi materiale di sintesi. Ho messo questa slide per evidenziare come i controlli microbiologici vengono fatti attraverso Fomet Lab, quindi il nostro laboratorio interno di ricerca e sviluppo, sui campioni degli inoculi batterici che inseriamo in questo prodotto, quindi nell'extra fertile, sia sull'inoculo, quindi sia sulla matrice di partenza che viene inoculata nel momento della pellettatura, quindi alla fine del processo, sia poi vogliamo assicurarci che la vitalità di questi microrganismi sia presente anche poi nel prodotto finito, perché se il prodotto di partenza, quindi l'inoculo base, è attivo, ma dopo il processo di pelletizzazione non avessi carica microbica, ovviamente il processo sarebbe inutile. E queste prove sono state fatte appunto per garantire la vitalità e quindi l'utilizzo di questo prodotto. Come dicevo prima, viene usato per la degradazione delle stoppie, quindi questi batteri della rizosfera, ho cercato di fare anche una slide carina e simpatica, magari per permettervi di portarvi a casa questo concetto che è semplice ma fondamentale. Tagliano, quindi i batteri della rizosfera tagliano queste lunghe catene di polisaccaridi che non sono biodisponibili per la pianta, perché la pianta non è in grado di assorbire queste lunghe catene. Questi batteri ci permettono di tagliare le lunghe catene formando prima dei polipeptidi e poi delle sostanze singole, quindi degli elementi semplici e biodisponibili per la pianta che possono essere assorbite e quindi utilizzate. L'ultimo prodotto che andiamo a presentare è l'Organtop. Questo è un prodotto misto, quindi con una frazione organica, sempre da letami misti, a cui viene aggiunto poi una frazione minerale. Come vedete da scheda tecnica è un prodotto che è un 919. Questo viene utilizzato nei casi in cui ci sia bisogno di un apporto maggiore, quindi di un maggior apporto di sostanze nutrienti al terreno, e ci permette, anche in questo caso la sostanza organica è sì importante dal punto di vista della nutrizione in senso stretto, ma anche dal punto di vista della protezione, della difesa del minerale, in questo caso della frazione minerale, perché la sinergia tra le due componenti permette per un primo punto alla sostanza organica di proteggere la sostanza minerale, perché spesse volte se si usano prodotti puramente di sintesi, possono essere granulare o altri, vengono dati e poi visto i cambiamenti climatici anche che parlavano i colleghi, vengono dati, magari arriva queste forti piogge improvvise che li sciviano tutto e quindi non permettono al terreno di avere il tempo di assorbire i nutrienti e quindi poi di essere disponibili. Quindi magari faccio una concimazione, non dico inutile, ma con molto meno risultato di quello che mi aspetto. Rispetto a temi che sono molto ampi, sono grandi, no? E dove non crediamo ci siano soluzioni uniche e precise, e quasi fossero delle ricette magiche, no? Quindi il grande concetto della sostenibilità
piuttosto che questa problematica dei cambiamenti climatici e via dicendo. Mi piace dire questo: con Arnaldo, ormai 3 anni fa, abbiamo cominciato a costruire un pensiero, adesso al di là della vendita del prodotto o meno, mettiamo da parte un attimo questi aspetti. Il pensiero è quello di creare, di lavorare il più possibile per cercare di creare un equilibrio nel vostro campo, nella vostra azienda. Sono concetti più facilmente visibili nell'ambito arboreo, no? Perché voi vedete che dopo un anno, dopo 2, dopo 3, dopo 4, dopo 5, l'impianto è sempre lì e capite quanto sta accadendo in un senso positivo piuttosto che in un senso negativo. Nelle colture estensive, che ci sono, non ci sono, poi ricompaiono, poi si tolgono di nuovo, è più complicato. Allora, queste cose, chi è che ve le racconta? Ve le racconta il terreno. E il terreno racconta se è più facilmente lavorabile, se lo è meno, se assorbe meno l'acqua, se ci sono percolazioni e via dicendo. Sono cose che non vi devo insegnare nulla. Allora, le tematiche che si stanno raccontando, che ci stiamo dicendo, hanno bisogno di un equilibrio, cioè le soluzioni devono andare incontro ad un equilibrio di varie cose. Noi riteniamo da sempre, vabbè, la storia della Fomete, ma con Arnaldo stiamo portando molto forte questo concetto. La sostanza organica, nelle varie accezioni, il mio collega vi ha raccontato un prodotto, diciamo, base, poi ce n'è uno un po' più arricchito con gli inocculi che fanno certe cose, e poi c'è quello con il fosforo che viene protetto e via dicendo, ce ne potrebbero essere un altro con il potassio e via dicendo, eccetera, eccetera. Al di là delle specifiche soluzioni è dare un'impostazione, una sostanza organica di un certo tipo, lavorata in un certo tipo e non secondariamente. La Fomete è una realtà molto importante anche per le garanzie che può fornire, per la tracciabilità di quello che produce. Noi siamo produttori, ok? È un po' diverso dall'essere magari semplici aziende commerciali. Ecco, per molti di voi che sono aziende anche di una certa dimensione, sono importanti, aderite a filiere, sapere che anche il nostro prodotto, adesso noi parliamo di noi naturalmente, sia completamente tracciato e abbia la possibilità di garantire una serie di analisi anche sofisticate per l'assenza di residui e quant'altro, credo che sia importante dirlo. Mi piace pensare che non siamo noi una soluzione, Franceschetti una soluzione e chi una soluzione, ma siamo un insieme di cose che si incastrano. Il fogliare che ha un'ottima funzione, l'azione fotosintetica che può essere spinta, lavorano bene se la coltura regge, e la coltura regge se ha un terreno che la tiene su, e il terreno la tiene su se la vita e la sostanza organica lavorano in un certo modo. Questo è un po' il pensiero con il quale cerchiamo di portare avanti quello che stiamo cercando di sviluppare bene con Arnaldo. Non a caso avete capito che sono anche prodotti mirati per il suo lavoro.